Amici bellini, perdonate il doppio video, ma bisognava farlo, ci sono tantissime cose da vedere su questa partita. Immagino voi vi siate goduti la reaction, gli highlights della reaction di prima che ho postato prima. Se non l'avete fatto andateli a vedere, lasciate un ulteriore like di riconoscimento per chi non ci fosse stato durante la live vera e propria. Ma scusate il cartone della pizza, ma risolvo, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. No, Concetta, mi inquadri durante... Dai, non si fa. Non si fa. Auguri a Concetta e a tutte le concette del mondo, perché oggi è il martedì della donna. È il martedì della donna, in realtà, a tutte le donne, a tutte le amiche bellissime, ma non a mia madre, perché mia madre non ama questa festa, perché tutti i giorni, ed è giusto, tutti i giorni dovrebbe essere la festa della donna, lei solo la festa della mamma, su quello ci tiene moltissimo. Invece a chi piacesse una mimosa virtuale per voi. Amici bellini, molto bellini, abbiamo vinto. Gattuso out immediatamente. Allora no. Chiariamoci, perché l'ho spiegato in live e voglio essere chiarissimo al riguardo. Chiarissimo, chiarissimo. E non voglio nemmeno che diventi una lotta tra me contro Guerriello, perché non c'è proprio storia. Il problema mio è che quando vedo un accanimento che va sul personale, che a volte è un po' disonesto perché non rispecchia le cose che avvengono in campo partita dopo partita, ma si va di partito preso. Quando si va di partito preso, a me scatta un meccanismo di difesa del più debole, e quindi alle volte io esalto anche Gattuso oltre i suoi meriti, e quindi mi prendo le mie responsabilità. Probabilmente vedo cose anche migliori di quelle che lui non faccia, perché scatta questo tentativo di difesa di chi non si può difendere, perché gli hanno pure tappato la bocca col silenzio stampo. Il silenzio stampo che continua fino a fine stagione è brutto, è una brutta roba. E ci sono stati dei tweet che non mi sono piaciuti, continuano insomma le varie... È un modo di fare informazione che ritengo disonesto. Quando ci sono i problemi, e oggi ve li dico, perché oggi con la vittoria io vi dico quello che non mi è piaciuto di Gattuso e della partita, perché non siamo risultatisti mai. Invece se poi si mette 6,5 a Gattuso, lo fai una merda e comunque gli dai un buon voto solo perché abbiamo vinto la partita, non ci sto assolutamente. Ma non voglio che sia, capito, uno contro l'altro, oppure i pro Gattuso e i contro Gattuso. Noi siamo tifosi del Napoli, riusciamo a essere tifosi del Napoli e analizzare partita dopo partita quello che va e quello che non va. Questo è il nostro obiettivo primario e principale. Il Napoli si presenta col Bologna 4-2-3-1 ibrido, assolutamente ibrido, poi vedremo anche la lavagnetta oggi, però con un Mertens ancora a mezzo servizio e con un Gulam che perdiamo subito. E allora purtroppo mi è sembrata ancora una volta che la fortuna non ci... perché questo non è un infortunio che tu dici si è affaticato, ha giocato troppo. Di Lorenzo si doveva infortunare per affaticamento, Zielinski forse è in pericolo infortunio, perché l'ho visto zoppicare a un certo punto e poteva uscire anche prima, ha cominciato a zoppicare dal primo tempo. Però Zielinski alla fine autore di 2 assist, e quindi bene così. Però sai, non è che la panchina in questo momento è lunga e tu ti puoi permettere un turnover. In questo momento devono giocare chi sta meglio e bisogna stringere i denti, perché adesso comincia il periodo pazzesco. Adesso c'è il Milan, c'è la Juventus e c'è la Roma. Ora io alla qualificazione Champions purtroppo non ci credo più, perché ci sono cose statisticamente possibili ma calcisticamente impossibili, perché il Napoli in questa stagione non è capace di fare i filotti incredibili, e stiamo in una fase quasi da filotto, perché vinciamo con il Granada la partita del ritorno, dopodiché vinciamo col Benevento, vinciamo, lasciatemelo dire, contro il Sassuolo, perché quello non è un pareggio, non può mai essere un pareggio. Abbiamo vinto contro il Sassuolo anche soffrendo, e vinciamo col Bologna. Quindi è una sorta di filotto, almeno di risultati, anche se non ci troviamo, dove però il Napoli adesso che fa? Vince pure col Milan, vince pure con la Juve, è proprio difficilissimo, e purtroppo Atalanta e Roma non mollano. Vediamo l'Atalanta che fa, però è una situazione un po' complicata a livello di classifica, nonostante stiamo lì. Se tu la vuoi vedere in bene,
devi vedere che il Napoli è a 3 punti dal quarto posto con una partita in meno. Se la vuoi vedere in male, ti devi rendere conto che comunque ci sono troppe squadre che devono fallire per permetterti di salire in classifica, e quindi io spero che i giocatori ci credano. Purtroppo nell'ambiente si è creata questa cosa, insomma, anche contro. Io sono sicuro che qualcuno c'è rimasto male ieri, no? C'è rimasto male, che magari avete visto, abbiamo perso anche col Bologna, schifissimo Gattuso. Sono sicuro che qualcuno ci è rimasto male. Quelli non sono veri tifosi. Noi dobbiamo vedere le cose come stanno, e se siamo tifosi e vogliamo il bene del Napoli dobbiamo essere anche contenti di contraddire noi stessi. Abbiamo un'idea, per esempio Fabian e Mush, così io volevo che ieri al quinto minuto Fabian la metteva nel set, si era scartato tutta la squadra lentamente e dicevo grande Fabian, e invece no, purtroppo ha cincischiato, cincischi. Ma vogliamo andare direttamente alla lavagnetta così finiamo di parlare di queste cose, perché vedevo i rumori di motociclette. Via Amrabat. Funziona. Amici miei, allora, il Napoli si mette così. Ovviamente non guardate questa situazione qua, perché questo era una situazione di pressing che vi volevo spiegare, no? Perché a un certo punto siamo stati anche più coraggiosi nel primo tempo e facevamo un pressing un pochino più alto e mi è piaciuto. Ancora non mi è chiaro, ma potrebbe essere anche un limite mio, che non vedo bene certe marcature magari su giocatori specifici, certi movimenti. Io non haggio studiato, io posso intuire. Se poi gli fanno le domande giuste a Gattuso e ci risponde bene, io vi spiego, però ancora non lo so se questo primo pressing è fatto bene. Ma io a Gattuso dico un'altra cosa molto specifica, dopo ve la dico dopo alla fine, che non mi piace e che deve aggiustare. Insomma, è 4-2-3-1 a tutti gli effetti con Zielinski qua, però è anche abbastanza ibrido, perché molto spesso capitava questa situazione qua dove Fabian faceva la mezzala, Zielinski un po' qua. Dipende, veramente dipende. Da che dipende? Da Llorente, da che ti demme, dipende. Mi sto insamando assolutamente. Allora, prendendo i giocatori a 1-1, a me Di Lorenzo è piaciuto molto, specialmente nel primo tempo, ha spinto tantissimo. Non so le energie da dove le sta prendendo sto ragazzo, speriamo che vada avanti così senza infortuni, perché adesso abbiamo perso anche Gulam. Parlano di distorsione, si parlerà probabilmente di 20 giorni, un mesetto. Bisogna alternare Yusai e Mario Rui di là, di conseguenza Di Lorenzo le deve giocare tutte, le dovrà giocare tutte. Non so chi preferisco tra Yusai e Mario Rui lì a sinistra, perché vi devo dire la verità che dopo un inizio un po' così Yusai ha concluso in crescendo, si è applicato molto, mentre Mario Rui, che ha speso un buon cartellino giallo dopo, insomma comunque non mi ha convinto al 100%. Veramente non vorrei essere nei panni di Gattuso per la scelta della fascia sinistra. Quello che è certo è con Gulam io mi sentivo più tranquillo. Esce Gulam, mi sono cacato sotto, ma non perché il Bologna fosse tanto pericoloso, perché diciamoci la verità, tanto pericolosi non sono stati. Le parate erano anche di ordinaria amministrazione, forse la prima, quella là che mi sono perso durante il live, la prima di Ospina su quel colpo di testa violento, sì, però le altre un po' per i fotografi, quella su Barro, sì, il calcio di punizione, ma insomma la fase difensiva non mi dispiace, è il pressing che non capisco. Quindi vediamo bene e speriamo che si faccia di necessità virtù, perché ragazzi senza Gulam siamo un'altra squadra, e secondo me quando si fa male Gulam la squadra fragile mentalmente accusa il colpo e si sente meno sicura, meno protetta. È così. Demme, aiutaci tu, se nessuno si azzardi a dire che è colpa di Demme quello che ha fatto Ospina. Vediamo il fermo immagine, non esiste proprio, è Ospina che deve prendere un'altra decisione. Ora, se Gattuso gli sta dicendo devi darla per forza bassa, va bene, colpa di Gattuso, ok, però non gli sta dicendo Gattuso dalla bassa a quello che è marcato. Non è possibile. Allora o hai un altro sfogo, nel senso che io vedo Yusai molto fuori posizione lì, allora o la ridai a Rachmani o la butti in fallo laterale, perché darla a quello circondato da 3 giocatori è un errore e non può essere una cosa richiesta da Gattuso. Quindi ok Gattuso, ok però anche Ospina, che non è che ti devi atteggiare questi piedi così, rischiamo solo noi, tu non è che fai una carriera adesso, la tua carriera è finita, va bene il patron, non ti preoccupare. Mi è piaciuto Rachmani, mi è piaciuto meno K2, Fabian un inizio buono, primo tempo buono, secondo tempo sparisce un po', comincia a fare qualche errore, per me non raggiunge completamente la sufficienza, mentre Zielinski nonostante qualche acciacco insomma è protagonista dei 2 assist, uno più bello dell'altro, il primo per Insigne che la mette
mette proprio bene su movimenti, è stata proprio una bella azione che parte da Fabian, arriva Zielinski che di tacco serve Insigne che la mette proprio nell'angolino, e poi nel secondo tempo, ragazzi, entra Osimhen che fa la differenza, e devo rifare il video che facemmo con il Parma. Osimhen ti dà la variante tattica anche senza Mertens. Osimhen è stato in grado da solo di mettere in difficoltà la difesa del Bologna. Ora sono due i tifosi, quello che si concentra sul gol che si è mangiato e quello che invece analizza il gol fatto e vede tutto il resto dei movimenti, perché il gol fatto qualcuno può pure dire ma il portiere, la papera del portiere, gli ha bucato le mani, è un'accelerazione pazzesca, il difensore non lo prendeva mai, il primo controllo lo fa con il tacco, accelerazione pazzesca, gol, perché è anche bruciante nel tiro. Dopodiché altre azioni dove si trovava da solo, ha lottato intorno a due e comunque ne è uscito con il pallone, salta di testa, la variante possiamo lanciarla di testa con Osimhen perché lui si va a lottare, non è la sua specialità ma sta lottando, e il gol di Insigne viene da una sua spezzata di testa. Insigne ci crede, fa il pressing sul difensore, si prende il difensore e segna un gol alla Osimhen come con l'Atalanta. Osimhen raso terra da fuori e Insigne raso terra da fuori aria. Ragazzi, se noi guardiamo anche un attimo al volo ve lo faccio vedere, se guardiamo anche un attimo gli XG, no? Noi vediamo che il Napoli un gol doveva meritare di fare, forse non tre. Perché? Perché i tiri che sono arrivati non sono tiri di facile lettura. Il gol di Insigne è da qua giù, vedete, quindi è 0.03, non fai un grande XG, non te lo aspetti da lì. Lo stesso gol di Osimhen è un 0.37, era da solo ma comunque non facilissimo. Dopodiché si creano altre occasioni, quella di Politano, poi ce n'è un'altra di Insigne, non vedo quello di Fabian perché in una tirata proprio, pensate un pochino, mentre il Bologna alla fine crea 0.77, quindi rendiamoci anche conto che non è che possono recriminare più di tanto. Mihajlovic non puoi recriminare più di tanto, però questo non ci dice tutto perché ci sono delle situazioni che gli XG non vedono, che sono il possesso palla, che sono la presenza in area, eccetera eccetera, e un po' di apprensione l'abbiamo avuta, ma l'apprensione dove arriva, ragazzi? E dov'è che io faccio la mia critica a Gattuso? Tu mi devi dare la possibilità, quando ti rendi conto che non riusciamo a uscire dal basso bene, perché stiamo fuori forma, perché abbiamo paura, perché non è il momento di atteggiarci, perché altrimenti prendiamo gol, perché questo è la paura di prendere gol adesso. Ok, la lanci lungo. Ho visto che con il lancio lungo su Politano non funziona perché non la prende. Che devi fare? Devi rinunciare al passaggio basso con Fabian e Demme molto bassi sull'area di rigore, devi rinunciare assolutamente e devi alzare la linea di difesa, deve battere il rinvio Ospina e devi mettere i difensori a centrocampo e far salire Demme e Fabian per la seconda palla. Questo devi fare. Politano non la prende un bolognese, te la mette sui piedi di Demme, te la mette sui piedi di Fabian, vai a contrasto dopo. Questo chiedo a Gattuso, questa è una cosa che potete dire a Gattuso, non potete dire non c'è un'idea, non c'è gioco, il tiki taka toki, giochiamo sempre all'indietro. Ragazzi, queste sono frasi fatte che non è vero, anzi Gattuso si è reso conto che stiamo nella stessa crisi che avevamo quando stavamo con Ancelotti e si è tornato ad essere più umili, più difesa e contropiede, perché possiamo essere più pericolosi. Rendetevi conto che non è un cretino, voglio che vi rendiate conto che Gattuso non è un cretino e certamente non vuole fare la rovina di questa squadra. Gattuso deve fare più punti possibile per se stesso, sta lì, deve migliorare se stesso, lo ha già fatto rispetto all'anno scorso, il Napoli è migliorato. Se andiamo a vedere le statistiche, ragazzi, i numeri poi non mentono, Serie A, ok? Il Napoli sta qua, è chiaro, una partita in meno, stiamo qua, bisogna lottare con queste due, è difficile, è difficilissimo. Il Napoli è il terzo attacco con 55 gol subiti, il Napoli è la terza difesa con 29 gol insieme al Verona. Insomma, ragazzi, è così disastrosa la gestione di Gattuso. Poi si poteva fare meglio, benissimo. Io vi cito due partite, lo Spezia tranquillamente e il Torino. Partite, lo Spezia meritavamo di vincere, non siamo stati cazzi, il Torino meritavamo probabilmente di perdere, abbiamo fatto un punto. Dopodiché le altre ci può stare perdere con il Milan, ci può stare perdere con la Lazio, il Genoa. Hai steccato una partita, la steccavi anche con Sarri, sono tante le partite, hai sbagliato col Verona, benissimo, tutto giusto, sono tantissime. Perché? Perché vedi le sconfitte, il Napoli sta qua.
8 sconfitte, quindi delle varie sorelle è quella che subisce più sconfitte. Però attenzione, perché teniamo 15 vittorie, più vittorie di tutti? Guardate le vittorie, 15 vittorie come la Roma, come la Juventus, qua sta tutto lì nel recupero, ovviamente, come la Roma, più dell'Atalanta, più della Lazio, più del Sassuolo, Verona, eccetera, 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 perché pareggiamo, siamo la squadra che pareggia di meno in campionato, e quindi ovviamente i conti tornano. Ragazzi, il video è lunghissimo e io vi voglio bene, voi sapete dove trovarmi, canale Telegram perché andiamo in televisione, non lo voglio dire, potrebbe essere oggi, potrebbe essere mercoledì, ma voi dovete semplicemente seguire, gli approfondimenti non mancano, la community è straordinaria, i vostri messaggi mi ispirano e mi aiutano a fare di più e meglio, e vi voglio bene. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fa caldo, Gattuso out, troppo caldo, è colpa di Gattuso, ciao ciao. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500, dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse, iscrivetevi al canale, c'è sta tasto, da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.